Questa sera abbiamo strada, chiude il percorso che ha cominciato sabato a scuola con i ragazzi delle medie. Ho portato a scuola 2 ragazzi, Paolo Tonon e Martina Franceschin, che hanno avuto 2 incidenti stradali diversi a 19 anni. Paolo ha perso l'uso delle gambe e il prossimo anno, per aver perso l'uso delle gambe, parteciperà alle Paralimpiadi, quindi si è riscoperto. Parteciperà per il tiro con l'arco con la ragazza di Mareno, con Asia Pellittari, e invece Martina, nell'incidente che ha provocato lei, in quell'incidente ha perso la vita la sua migliore amica e il nonno. E quindi loro hanno raccontato in tutte le seconde e le terze i loro incidenti, e hanno raccontato anche le loro emozioni, cosa hanno provato, cosa hanno sentito subito dopo, a distanza di anni, e come le loro vite sono cambiate. E da qui nasce l'idea di Strada, perché loro sono 2 ragazzi che non hanno rischiato nulla, mentre l'acronimo di Strada è "e se tu rischi dove arriverai?". Quindi quando ci metti anche del tuo, come può andare a finire? Può andare a finire molto male, purtroppo. E quindi l'idea è quella di raccontare la prevenzione tramite le emozioni. Questa sera abbiamo il SUEM che racconta cosa si prova ad andare a soccorrere i ragazzi giovani, e magari a raccontare ai genitori che il ragazzo è grave o addirittura è mancato. E poi invece avremo la parte più tecnica, dove ci sarà Matteo, il dottor Segat, che racconterà invece gli aspetti civili, quindi quello che si trova ad affrontare la famiglia di chi resta. Magari resta anche il ragazzo, però insomma tutti quegli aspetti tecnici in cui le famiglie spesso non sono preparate, quindi i massimali, le assicurazioni, perché avere la polizza RC, perché avere le tutele legali, e quindi tutti questi aspetti anche importanti e spesso trascurati, insomma. Questa sera siamo stati invitati qui dal Comune di Godega per una serata di informazione e sensibilizzazione alla popolazione sul tema della sicurezza stradale. Interverremo io in qualità di sanitario, quindi ci è stato chiesto di portare delle testimonianze di quello che è il nostro lavoro, di quello che ci troviamo ad affrontare nel caso in cui veniamo chiamati su luoghi di incidenti. Quindi un po' l'aspetto emotivo del soccorso, delle situazioni che ci troviamo a gestire, e anche l'aspetto tecnico che riguarda appunto la parte del soccorso, e poi ci sarà una parte dedicata ad aspetti un po' legali, informativi nei confronti della popolazione. Testimonianze più forti risale a quando ero ancora uno studente, poco prima di iniziare a lavorare. Sono intervenuto su un incidente con l'infermiere che faceva da guida, e abbiamo soccorso una famiglia con un bambino molto piccolo di 6 mesi. È stato un intervento complesso che ancora oggi ricordo come fosse successo ieri. Ce ne sono stati altri, e per quanto uno possa pensare che per il lavoro che facciamo siamo portati ad abituarci a quello che vediamo, non è mai così. Ci portiamo sempre a casa qualcosa, ed è sempre comunque un qualcosa che ci segna, anche e soprattutto se si tratta di situazioni particolarmente impegnative. Per quanto riguarda il mondo del volontariato, ci danno un grande aiuto. Il nostro lavoro è un lavoro che richiede comunque una grandissima passione, perché comporta grandi sacrifici, sia dal punto di vista del tempo, sia dal punto di vista, visto di quello di cui stiamo parlando, anche dell'aspetto emotivo. Non è facile mantenere anche il distacco emotivo da determinate situazioni che si verificano, però per quanto mi riguarda è un lavoro che ci permette di stare a contatto con le persone, non solo in momenti tragici, ma anche in momenti per fortuna più lieti. Ad esempio mi è capitato, a proposito di strada, di fare un parto in strada, quindi non capitano per fortuna solo cose negative. È un lavoro che ci dà molto, soprattutto dal punto di vista umano, ha grandissime responsabilità, richiede un grande impegno, però per quanto mi riguarda mi porta anche grande soddisfazione. Mi occupo di seguire le persone e le famiglie che hanno subito un danno, principalmente a causa di un sinistro stradale, ma non solo, in generale per la responsabilità di un terzo, e che si trovano nella condizione di chiedere i danni, principalmente alla compagnia assicurativa, ma non per forza solo alla compagnia assicurativa. Questa sera sono qui e ringrazio il Comune dell'invito per approfondire alcuni temi, principalmente di filo assicurativo, e dare piccoli suggerimenti sul come tutelarsi nel momento in cui si
si va a stipulare una polizza, insomma, dalla tutela legale piuttosto che alla rinuncia alla rivalsa. Affronteremo il tema principalmente della strada, quindi parlerò di quelli che sono gli utenti della strada, dal conducente del veicolo, la moto, la bicicletta, il pedone, ma anche semplicemente il cane, perché anche il cane sulla strada può causare dei pericoli e di conseguenza creare dei danni.